Nessuno intende sottovalutare la portata dell'intervento e la complessità dell'intervento. Noi chiediamo due cose. Sull'urgenza, punto primo, si valutino effettivamente tutte le possibilità, nel senso che, ok, abbiamo deciso di riaprire la strada, nelle ultime settimane abbiamo visto dalla stampa anche delle proposte, delle possibilità diverse, con piste temporanee, con strade temporanee asfaltate che sicuramente non hanno i crismi di una strada transfrontaliera, ma che potrebbero dare una risposta veloce e comunque sicura. Chiaro che non sarebbe la soluzione Mi pare che definitiva. fosse un po' contestata, forse diversa la percezione anche rispetto all'amministrazione regionale sulla sicurezza di questa ipotesi. Io non dico che quella sia la risposta, dico che però venga valutata veramente, perché ho l'impressione che sia stata scartata a priori. Seconda richiesta è che l'alternativa definitiva che anche ANAS ha raccomandato alla Regione quando ha consegnato la fattibilità della sistemazione dell'attuale, perché ANAS propone un progetto che è quello poi accolto dalla Regione, che prevede la bonifica e la sistemazione della strada attuale nelle more di una soluzione alternativa che metta in sicurezza per sempre questa viabilità. Ecco, anche su questo io non credo sia opportuno attendere la sistemazione dell'attuale per poi immaginarci cosa fare dopo, perché abbiamo visto che questa strada negli ultimi anni insomma, è stata chiusa con frequenza